1237 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore. Anche a Vicenza il virus non molla, sono ancora in crescita i casi per la seconda settimana consecutiva. Sì, diciamo che in realtà ci eravamo un po' abituati ai numeri che diminuivano, ma chiaramente quando si allentano un po' le attenzioni rispetto ad un virus, il virus è sempre pronto ad entrare nuovamente in circolazione ed è quello che stiamo vedendo. Fortunatamente diciamo, la variante che ogni volta sostituisce la precedente la sostituisce in maniera completa e ha degli effetti clinici leggermente più semplici da gestire e questo ci aiuta e lo vediamo anche nei numeri, siamo stabili dal punto di vista della dimensione ospedaliera sia per la parte diciamo critica che quella non critica, ma bisogna fare attenzione, bisogna scegliere ogni volta il contesto nel quale ci muoviamo e adottare le misure cautelative più corrette. I ricoverati in area medica negli ospedali sono 51, 3 in meno rispetto a ieri, un solo paziente in terapia intensiva. L'Usberica precisa che la situazione resta ampiamente sotto controllo. È sotto controllo e anche sotto controllo la dimensione territoriale, perché dobbiamo ricordarci che c'è tutto il mondo anche dei centri di servizi per anziani che ogni tanto insomma, possono avere qualche piccolo cluster. Ormai l'organizzazione tra azienda e territorio ha raggiunto degli ottimi livelli e quindi anche in questo caso sono ben gestiti. Statisticamente, come qualsiasi altro virus, come l'influenza stagionale, nel periodo di Pasqua si assiste ad una recrudescenza dei casi. Stiamo vedendo che più o meno anche il Covid sta seguendo questa linea. Quello di cui siamo particolarmente soddisfatti, nonostante le positività siano incrementate nel corso dell'ultima settimana, stiamo notando che la campagna vaccinale sta avendo i suoi effetti perché i soggetti positivi non accedono agli ospedali, quindi al ricovero. Ci auguriamo, adesso stiamo tenendo d'occhio queste prossime 2 settimane, ci auguriamo che questo continui. Una particolarità, con l'introduzione del Novavax, Vicenza non ha registrato l'impennata di somministrazione della fascia di popolazione che fino ad ora non si era vaccinata. Praticamente un flop. Non lo so, io so che l'ULSS 8 ha vaccinato 147 soggetti dal giorno in cui il Novavax è stato immesso in commercio. Quindi l'ondata che si aspettava non è stata. No.